Alfonso Cartinilica, grande rappresentante della satira agrigentina, ecco, spesso anche un po' bistrattato, no? Come valuti questa situazione dell'acqua? Ad Agrigento continua a mancare l'acqua, ci sarà un vertice, c'è la siccità, ma noi ci siamo abituati, no? Il problema principale dell'agrigentino è questo, è la rassegnazione. Purtroppo ormai la situazione è davvero grave, cioè noi ci scherziamo, cerchiamo di sdrammatizzare il problema, ma in alcune zone, soprattutto nel centro storico, sono previsti turni una volta a settimana e questi turni vengono disattesi, cioè vengono anche disattesi, quindi le persone ormai sono esasperate, quindi speriamo che le autorità si diano da fare, perché la situazione ormai è diventata insostenibile. Abbiamo visto la protesta anche di alcuni esponenti di B&B, no? Sì, ma anche perché la stagione estiva rischia di saltare, ma oltre al problema dei B&B c'è il problema delle abitazioni private, perché nel centro storico nemmeno con le autobotti uno può rimediare, perché in caso di emergenza uno chiama l'autobot. E tutti questi turisti che arriveranno per turisti, Capitale 2025? Mezzo milione di turisti come li dobbiamo accogliere, che non c'è l'acqua nemmeno per gli agrigentini, quindi rischia di saltare sia il sistema economico ricettivo e le persone rischiano di restare senza acqua, quindi spero che il prefetto, il sindaco e tutte le altre istituzioni si diano una mossa, soprattutto l'AICA, i vertici dell'AICA si diano una mossa, perché la situazione sta diventando insostenibile.